Garrotta e presiedo l'associazione culturale La Flora che organizza quest'anno incontri letterari. Questa sera abbiamo il grande piacere di incontrare Alberto Papa, che è uno degli scrittori friulani più conosciuti e più apprezzato. Ecco. Anche se devo dire che è disponibile, perché insomma, ho dovuto corteggiarlo brevemente per averlo qui con noi questa sera, quindi è molto disponibile. Io credo che la maggior parte di voi già lo conosca, perché da quello che ho capito, no, me l'avete fatto capire. Dunque, per quei pochissimi che non lo conoscono, diciamo, ho già detto che è uno degli scrittori friulani più apprezzato, è laureato in storia del diritto romano alla Cattolica di Milano, vive a Udine, anche se sul suo profilo Facebook dice che vive in Finlandia. E poi ci dirà perché è giocoso, perché è giocoso. Ora, questa sera ci presenta L'ombra di Tiepolo, che è il suo quinto romanzo, il romanzo più recente. Io so che già sta lavorando su un altro personaggio, magari poi ci dirà qualcosa. È il quinto dopo La condanna dei 3 capitoli, Il Serenissimo Borghese, Il parruccaio di Maria Antonietta, La lanterna nera. Tra questi, Il Serenissimo Borghese, che parla della caduta della Serenissima attraverso la famiglia di Manin, Ludovico Manin, ha vinto premi, in particolare il secondo nella sezione narrativa del premio Mario Soldati di Torino, così come Il parruccaio di Maria Antonietta, a sua volta secondo classificato al premio letterario nazionale Palma Storia 2018. Il ciclo è di circa, ho capito, circa 4 anni, 4-5 anni, ogni 4-5 anni viene fuori un romanzo nuovo. Sì, sì, perché ci vuole un po' di tempo, no? Dunque, L'ombra di Tiepolo è ambientato a Udine nel 1726, tra il 1726 e il 1729 Giambattista Tiepolo è a Udine, chiamato da Dionisio Dolfin a operare in vari edifici di culto, non di culto, eccetera, quindi gli affreschi del Duomo, gli affreschi del Castello, gli affreschi del Palazzo Patriarcale. Nel romanzo ci dice che il giovane Tiepolo viene accolto nella casa della nobildonna Foscarina di Varmo, nobildonna però decaduta, piuttosto indigente, che quindi si presta a affittare la casa a questo giovane pittore, nella quale ci sono 2 figlie, no? una particolarmente grande, no? Una figlia e poi la figlia della figlia. Ecco, la nipote Aurora. Dunque, questa è la storia, questa è l'ambientazione molto per grandi linee. Avrete sicuramente letto, molti di voi, già il libro e qualcuno almeno le recensioni. Gran parte dei recensori giudicano il libro di innegabile bellezza, proprio come lo stile di Giambattista Tiepolo. Adesso diciamo, lancio la presentazione e poi mi siedo lì dietro perché riprendo la riunione semplicemente con questa domanda che mi sono fatto leggendo il titolo. Ma l'ombra di Tiepolo, perché l'ombra se Tiepolo è il pittore della luce? Appunto. Appunto, beh, grazie per la domanda perché mi aiuta assai. Allora, ecco, l'ombra di Tiepolo, perché, a parte che non è il titolo che avevo deciso, perché avevo deciso di chiamare il romanzo Tiepolo e Giunone, è proprio un riferimento a uno dei personaggi del romanzo, però l'editore, come spesso accade, ha deciso d'autorità e ha scelto un titolo che è più, in inglese come si dice, più catchy, più commerciale, L'ombra di Tiepolo, ma in realtà è anche un titolo che è coerente e anche molto adatto alla trama, perché io descrivo non il Tiepolo ufficiale, quello che è stato descritto da tutti i libri di storia dell'arte del mondo, quindi il pittore della luce, il pittore del colore, il pittore dei grandi soffitti delle volte,
ma descrivo un Tiepolo che è un po' più affine a quello che descrive Roberto Calasso nel suo bellissimo saggio Il rosa Tiepolo. Cioè descrivo un Tiepolo privato, un Tiepolo notturno, il Tiepolo appunto che va ad abitare in questo appartamento che adesso vi dirò dov'è. Perché ecco, uno dei problemi che si ha quando si parla di Tiepolo, uno dei problemi che io ho spesso quando scrivo un romanzo, è l'individuazione delle fonti biografiche. Ecco, questo mi era già successo quando ho scritto il romanzo su Lodovico Manin. Non ho trovato delle fonti chiare, delle fonti agevoli, e quindi ho dovuto andare a scavarmi dei percorsi, dei tunnel, per andare a ricostruire, secondo il criterio della verosimiglianza, la vita di Tiepolo. Perché io andavo in giro per le biblioteche del Friuli, anche a Trieste, sono andato nel ghetto lì dietro Piazza Unità, ho trovato una libreria che aveva 5-6 testi su Tiepolo, ma erano tutti, come il 90% dei libri su Tiepolo, testi, saggi critici sui suoi lavori. Quindi si parla di, non so, di palazzo, Villa Valmarana, oppure si parla di Palazzo Labia, degli affreschi, si parla del Palazzo Patriarcale, si parla di Madrid o di Würzburg, però della sua vita privata si sa pochissimo. Ecco, questo bisogna anche chiedersi perché Tiepolo è una persona che lavorava moltissimo e ci sono rimaste delle lettere naturalmente, però non ha avuto un vero e proprio biografo. Ecco, io l'unico testo che ho trovato è stato un libro di Alvise Zorzi che si chiama L'Olimpo sul soffitto, molto bello, però di dettagli veramente particolari, perché lui comunque dice sì, nel 1726 a Udine, poi si sposta a Milano, però non mi davano molti dettagli. Quindi a maggior ragione gli anni udinesi sono coperti se la vita sua è comunque coperta da una discreta discrezione, scusate il gioco di parole, gli anni udinesi a maggior ragione sono coperti da un velo di mistero. E quindi che cosa ho fatto? Ho usato la fantasia, però sempre basandosi sul criterio della verosimiglianza. Questo è un criterio che molti autori di romanzi storici in Italia adesso non usano, e infatti secondo me si fanno del male da soli, perché cominciano a tessere storie di ispettori, di commissari ambientati nell'antica Roma, o di indagini particolari ambientati nel Cinquecento perché il Doge lo aveva incaricato, e lì cominciano a fare un poliziesco, un giallo, ma sono cose che non hanno verosimiglianza nel 500 e nel 600. E poi un altro errore che fanno: non entrano nella mentalità dell'epoca, e quindi usano criteri che sono criteri di giudizio nostri, contemporanei, e li traslano nel passato. Nel passato, nel 500 e nel 600 erano cattolici, certe mentalità non esistevano, cioè fanno degli errori, sono degli errori marchiani, ecco, purtroppo, e quindi il romanzo storico diventa più un romanzo fantasy. Purtroppo questo è un errore che fanno molti autori miei contemporanei, ma pochi anni fa autori di un certo livello non li commetteva. La Maria Bellonci, anche quando inventava un carteggio tra Isabella d'Este e questo diplomatico inglese, non commetteva questo tipo di errori. Era una donna coltissima. Tomasi di Lampedusa, anche lui, a parte che aveva una storia di famiglia come Luchino Visconti, avevano delle conoscenze che avevano ereditato dalla famiglia, quindi certi errori non li facevano, bisogna studiare, e se no è meglio non parlare di romanzo storico. Ecco. Comunque io ho ricostruito con la fantasia questa storia, questa presenza di Tiepolo. Cosa succede? Nel 1726 Dionisio Dolfin
che era già il secondo patriarca della famiglia Dolfin, perché c'era stato un suo zio che era cardinale, il cardinale Giovanni Dolfin, che era stato patriarca di Aquileia, e poi ha avuto anche un nipote che è stato Daniele Dolfin, che è stato l'ultimo patriarca di Aquileia. Poi il Papa con la bolla Iniunta Nobis ha sciolto il patriarcato di Aquileia, su pressioni naturalmente dell'impero d'Austria e della Serenissima, che malvedevano il fatto che una giurisdizione ecclesiastica potente e antica e prestigiosa come il patriarcato di Aquileia avesse giurisdizione ecclesiastica su territori diversi, quindi quelli dell'impero d'Austria e quelli della Serenissima. E quindi hanno detto no, facciamo una cosa, dividiamo il patriarcato in due, lo scindiamo in due arcidiocesi metropolitiche, quella di Gorizia e quella di Udine, come è rimasto ancora. Ecco, difatti i nostri arcivescovi sono ancora arcivescovi metropoliti. Comunque questo Dionisio Dolfin aveva parlato con i fratelli Daniele Dolfin, che erano a Roma, uno era procuratore di San Marco, e avevano impiegato questo Giovan Battista, che era ancora giovane, per fargli dipingere un loro palazzo, ed erano rimasti impressionati dalla valentia e dalla bravura di questo pittore, e quindi evidentemente si sono parlati o si saranno scambiati delle lettere, e Dionisio Dolfin chiama Giambattista Tiepolo a Udine. E come primo lavoro gli commissionano, non è sicuro se il soffitto dello scalone del palazzo patriarcale, esatto, è la caduta degli angeli ribelli, e si vede l'arcangelo Michele che con la spada di fuoco caccia Lucifero dal paradiso, perché si era ribellato al progetto di Dio. O non si sa se è stato come primo lavoro la volta della cappella del Santissimo Sacramento a Udine, dove invece affresca degli angeli cantanti, 2 coppie di angeli. Ecco, fatto sta che poi nel 1726 inizia il lavoro della frescatura della Galleria degli Ospiti. Questi sono i dati ufficiali, questo è la luce di Tiepolo, però io ho descritto l'ombra di Tiepolo, non sapendo dove Tiepolo sia andato a dormire, dove andasse a mangiare, con chi si accompagnasse di giorno o di sera. Io ho immaginato che che cercasse un appartamento a Pigione, ma non troppo lontano dal Palazzo Patriarcale, per motivi di comodità. E quindi ho immaginato che in una casa, avete presente la Porta Manin? Ecco, la Porta Manin, quella che viene giù da via Manin, ecco, guardando con la schiena al Palazzo Patriarcale, ho immaginato che la casa sulla sinistra, attaccata alla porta, fosse la casa dove abitano queste 3 donne. Ecco, ma chi sono queste 3 donne? Ho immaginato appunto questa famiglia friulana, i Di Varmo, che poi è una famiglia divisa in 2 rami, i Varmo di sopra e i Varmo di sopra. Però uno dei 2 rami della famiglia si estingue verso la metà del Settecento, e quindi ho detto, ma perché non usare questa famiglia? Ecco, e ho inventato un personaggio di fantasia, Foscarina di Varmo. Questa Foscarina di Varmo vive con la figlia, che è stata abbandonata dal marito, e con la nipote. E adesso comincerei vi leggerei un passo del capitolo secondo, così entriamo proprio nell'atmosfera del romanzo. Aurora, una delle protagoniste del romanzo, è la nipote della contessa, è giovanissima ed è obbligata a lavorare come una servente, perché comunque la famiglia, pur essendo nobile, non ha più le disponibilità economiche. Aurora si svegliò di soprassalto, si alzò dal letto e, attraversata la stanza, andò alla finestra. Scostò il tendaggio e aprì le impannate. Il cielo era terso e la luna accendeva di un riflesso opalescente il piazzale che si allargava oltre le vecchie mura di Udine. Inspirò a pieni polmoni e le parve di calmarsi. Abitavano al 3° piano di un edificio accostato all'antica torre di San Bartolomeo, sotto cui si apriva Porta Cividale, uno degli accessi alla città, da cui transitavano ogni giorno
centinaia di persone a piedi, carri trainati da buoi e carrozze con gli stemmi gentilizi delle grandi famiglie cittadine. Le piaceva mettersi alla finestra, appoggiando la testa sul palmo. Quell'agitazione, quell'andirivieni continuo le davano allegria. La finestra si apriva su un mondo vivace e rumoroso come un proscenio. Era il suo palco sulla realtà. Diede un'occhiata a quel fondale. Qualche centinaio di passi sulla destra si stagliava l'immensa facciata di un edificio traforato da finestre di pietra. Era il palazzo patriarcale che ospitava il metropolita e la curia. Le finestre erano illuminate e un paio di torce erano accese davanti all'ingresso. La mole candida le ricordava un dolce ricoperto da glassa reale e panna, il tetto uno strato di cioccolato fuso. Qualche volta anche il potente patriarca di Aquileia, Dionisio Dolfin, che lei chiamava il principe rosso, le sfilava sotto gli occhi, penetrando in città su una carrozza che pareva una zucca d'oro. Lo distingueva da lontano, dietro i finestrini, avvolto in uno strascico di raso rosso, che benediceva i cittadini con la destra guantata. Chissà che vita conduceva in quel palazzo, in mezzo a una corte di presuli in talare scarlatta, come voluttuosa marena in sottospirito. E chissà quali vite si svolgevano dietro le finestre delle case che si affacciavano su quel piazzale dietro la porta. Clic, 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 tese l'orecchio. Dalla camera di sua madre proveniva il ticchettio dei fuselli che si toccavano, si scontravano e si respingevano come biglie di legno. Si intersecavano e si intrecciavano, annodando in un arazzo perforato migliaia di fili bianchi. Non aveva mai visto donne lavorare al tombolo con la costanza e la perseverante sveltezza di sua madre. L'agilità delle sue dita confliggeva con la gravosa immobilità del suo corpo. Era come se le sue mani riuscissero a fuggire dalla prigione di carne e grasso in cui era condannata senza appello e, scappando attraverso quella finestrella, danzassero con una libertà che era negata al corpo. Questo carcere le si era stretto attorno da quando suo marito l'aveva abbandonata. Da allora il suo corpo aveva iniziato a dilatarsi senza posa, come il suo dolore. Ecco, e qui vi ho introdotto la Udine del 1726, lo scenario che Aurora vede dalla finestra quando si affaccia su quella che è oggi chiamata Piazza Patriarcato, e vi ho introdotto con questo clic clin, clic clin, clic clin, il rumore che i fuselli fanno quando vengono mossi e si scontrano tra di loro, perché sua madre è rinchiusa. Oltre alla nonna, Foscarina di Varmo, c'è sua mamma, ma sua madre è rinchiusa, sua madre è una persona reclusa, è una persona prigioniera, perché soffre di una malattia inspiegabile. Nel XVIII secolo era inspiegabile, forse oggi un po' meno. Soffre di una grande obesità, e voi capite che al giorno d'oggi, soprattutto in certi paesi come gli Stati Uniti, certe malattie sono abbastanza diffuse, ma nel XVIII secolo, anche per il tipo di alimentazione che avevano, che era molto più sana e molto più leggera, erano rarissimi i casi di questa malattia. Probabilmente io sono andato anche a studiare se ce ne fossero stati e ho anche visto dei ritratti di questi personaggi che venivano. Certe volte, se avevano bisogno, c'era un personaggio inglese che aveva persino deciso di mettersi in mostra, di esibirsi, e lui si nascondeva dentro una tenda e faceva pagare il biglietto alle persone perché lo andassero a vedere. Ecco. In questo caso la madre di Aurora è stata abbandonata dal marito e ha cominciato appunto ad ingrassare, ad allargarsi come il suo dolore. E quindi queste tre donne vivono questa situazione di disagio, i problemi economici, i debiti che si allungano, che si allargano,
e questa malattia invalidante che provoca anche la curiosità e l'invadenza delle persone che magari cercano di introdursi in quella casa per andare a vedere questo mostro. Ecco. Però la mamma di Aurora, che si chiama Teresa, però viene chiamata Teresona, le affibbiano questo soprannome. Ecco, lei incarcerata in questo corpo, incarcerata in questa stanza, però ha una piccola finestra di libertà, il suo lavoro. Quindi lei lavora, produce, realizza dei ricami con il tombolo, quindi con questo cuscino cilindrico, i fuselli, e quindi realizza delle tovaglie, dei corpetti, dei guanti, delle federe, e le vende in Friuli, in Istria, fino a quando una donna di Udine le propone un lavoro più remunerativo. Cioè, la cattedrale di Udine ha bisogno di 3 tovaglie d'altare e le viene chiesto di realizzare queste 3 tovaglie e una cotta per il patriarca. Quindi si mettono d'accordo, una cifra, 60 ducati. 60 ducati è una cifra abbastanza importante, e quindi la madre di Aurora inizia a realizzare questo lavoro fino a quando arriva il giorno in cui una di queste tovaglie viene portata a termine e viene chiesto ad Aurora di recarsi in cattedrale per andare a stendere la tovaglia sull'altare che casualmente è l'altare del Santissimo Sacramento. Il 7 marzo 1726 Aurora si svegliò all'alba. Mezz'ora più tardi scivolò nell'immensa pace mattutina della cattedrale. La prima messa era appena terminata. Anziane avvolte in scialli scuri con frange si affrettavano verso l'uscita. Tuffò la mano destra nella coppa marmorea di una pesante acquasantiera. Dall'abside provenivano gli echi ovattati di una conversazione. Un canonico in cotta e mozzetta violacea dava disposizioni sull'altare maggiore a un paio di inservienti che annuivano mentre continuavano a pulire dei reliquiari in argento e li ponevano poi su cornici di marmo. Aurora si incamminò verso la navata destra e, procedendo con circospezione, iniziò a contare le cappelle laterali su cui ardevano le fiammelle di ceri da schiere di candelabri. Le enumerò una a una, fino a quando si fermò, così le aveva detto sua nonna, davanti alla quarta. Oltre gli scalini e sotto la volta si elevavano impalcature di legno che sovrastavano un altare coperto da teloni grezzi. Pareva che ci fossero dei lavori di ristrutturazione in corso. Si guardò intorno per verificare se ci fosse qualcuno, ma anche il canonico che vociava al suo ingresso sembrava essere sparito, divorato dal portale che immetteva nella sacrestia. Era sola nella cattedrale. Vinto il senso di reverenza, si addentrò nella cappella. L'altare era di fronte a lei, camuffato e coperto da teli polverosi. Sollevò un lembo e tirò il drappo, mettendo a nudo il pianale della mensa di marmo. Le sarebbe bastato per verificare le misure del ricamo e poi andarsene. Aveva fretta di terminare prima che arrivasse qualcuno. Sfilò la federa che proteggeva il pacco, tirò lo spago e iniziò a scattare l'involto. Ecco, Aurora è entrata nella cattedrale, siamo all'alba, e quindi inizia a svolgere questa tovaglia appianandola sul pianale di marmo, appunto, dell'altare, e misura, controlla anche la bordura. Le tovaglie da chiesa sono di lino, però le bordure, quindi le decorazioni, possono essere di cotone o di seta. Il lavoro che aveva fatto sua madre era la bordura. Mentre lavora comincia a sentire il freddo, il gelo, perché il marmo dentro una chiesa quindi non si accorge di che cosa le è successo, ma poi andando avanti, un po' appianando e muovendo i palmi delle mani, si rende conto che le mani sono sporche di qualcosa di appiccicaticcio,
c'è ancora della penombra, ma si rende conto che è poi del colore, e si rende conto che è del colore azzurro. Non riesce a capire che cosa sia successo, ma poi un plic, e si rende conto che delle gocce sono cadute dall'alto. Solleva il viso verso l'alto e vede che ci sono delle impalcature di legno e queste gocce sono scivolate da delle fessure, e lì si rende conto che evidentemente qualcuno, qualche operaio, lei non sa che ci sia là sopra, abbia fatto cadere un secchio con del colore, oppure dei pennelli siano scivolati sul pianale e quindi le abbiano macchiato la tovaglia, ed è terrorizzata perché la tovaglia è rovinata. Una tovaglia che era il futuro, rappresentava il futuro stesso della sua famiglia, perché 60 ducati sarebbero stati vitali per l'economia della sua famiglia, e quindi non ha altra scelta. E poi tra l'altro il mediatore aveva chiesto alla famiglia, a sua mamma, di comprare con i propri soldi i materiali per realizzare la tovaglia, quindi i fili di seta, i fuselli, tutto quanto era stato acquistato con i loro soldi, tant'è vero che la nonna, Foscarina di Varmo, era stata obbligata a inviare Aurora al Monte di Pietà, in via Mercato Vecchio, quella che è adesso la Cassa di Risparmio, non so se è ancora la Krupp, non so se si chiama ancora così, no? San Paolo. San Paolo, sì. Quindi ecco, Krupp non esiste più, e aveva dato impegno l'ultima collana, gli ultimi orecchini di perla che i di Varmo erano riusciti a salvare. E qui vi rispondo anche ad un'altra domanda che mi fanno spesso: perché hai scelto un dipinto che non è di Tiepolo per un romanzo che parla di Tiepolo? Allora, innanzitutto gli affreschi di Tiepolo non sono molto adatti ad una copertina, per me, ad una copertina di un romanzo. Ne ho scelti e ne avevo selezionati tantissimi, ma ogni volta che mettevo un dipinto di Tiepolo sembrava un saggio di storia dell'arte, e io non volevo assolutamente che il romanzo sembrasse un saggio di storia dell'arte. Ho trovato questo dipinto, questo ritratto di Antonio Rotari, è un pittore veronese del XVIII secolo che piaceva tantissimo a Caterina di Russia, e mi pare che molti ritratti tipo questo si trovino all'Ermitage perché erano stati acquistati dall'imperatrice. Comunque questo è un ritratto di una fanciulla con un libro in mano, e mi ha ricordato subito Aurora. E poi c'è anche la presenza degli orecchini di perla, perché lei dà impegno le perle scramazze della nonna, e quindi questa era la copertina per il romanzo. Ecco, adesso vi ho spiegato perché Antonio Rotari romanzo su Tiepolo. Ecco, quindi lei sale queste scale a pioli che portano su alle impalcature, e incontrerà Tiepolo. Io non vi dico altro, incontrerà Tiepolo. Vi leggo soltanto quello che viene detto dopo questo incontro. Vediamo se riesco a trovarlo. Eccolo qua. L'incontro tra Aurora e Tiepolo. Lei non conosce lui non conosce lei. Però c'è stata questa cosa in cattedrale che ha provocato la loro conoscenza. Qualche giorno dopo, i muri, le pareti e i pilastri della cattedrale dovevano possedere occhi e orecchi, perché nei giorni che seguirono, anime chiuse e bocche spalancate lanciarono fumose congetture riguardo a cosa fosse davvero accaduto là in cima. Sussurri e maldicenze si diffusero ai lavatoi della Roggia, nelle botteghe e nelle vie circostanti, dove girava voce che Aurora si fosse intrattenuta con il pittore, cui erano stati commissionati gli affreschi della volta.
della cappella del Santissimo Sacramento. Così lei stessa venne a sapere che non aveva incontrato un artigiano qualsiasi, ma un artista eccezionale, un giovane che si diceva fosse il pittore più famoso di Venezia, Giambattista Tiepolo. Le versioni stridevano, ma tutte convergevano nel ritenere a dir poco sconveniente che una fanciulla della nobiltà cittadina si fosse appartata, indulgendo in segreto con un pittore proprio dentro un luogo sacro. Le voci giunsero alle orecchie della vecchia contessa di Varmo, che con il suo imperscrutabile silenzio le asseverò: poteva venire qualcosa di buono da un artista, uno zingaro libertino che certamente aveva ritratto nella sua carriera donne svestite, ma anche corpi maschili o chissà cos'altro. Si sarebbe comportato in questo modo un cristiano, un padre di famiglia o una semplice persona per bene? In fondo, che cosa distingueva un attore, un musicista da un pittore? Nulla. Erano tutti girovaghi che si offrivano vendendosi al miglior offerente. Che fossero sposati o meno contava poco, che avessero figli o famiglia ancora meno. Che cosa poteva interessare della reputazione a un uomo così? Nulla. Ma a sua nipote la reputazione era necessaria, e come? Era forse l'ultima cosa che le rimaneva, insieme a un titolo nobiliare, qualche polverosa pergamena e labili legami parentali. Ecco. E quindi qui entriamo in un altro aspetto di Aurora e della sua famiglia, la situazione delicata e di indigenza in cui stanno vivendo. La tovaglia è rovinata, le perle sono state date in pegno, persino la reputazione sembra essere rovinata, adesso che girano queste voci su questo incontro al sommo delle impalcature con questo Tiepolo. Foscarina di Varmo è una donna dell'antica nobiltà friulana, e di Varmo sono attestati documenti del 1000, forse anche prima, e quindi a lei, per lei la situazione è veramente grave. Allora che cosa succede? L'appartamento che dà sul Palazzo Patriarcale è piuttosto grande, dispone di diverse camere, alcune sono libere, e allora Foscarina di Varmo, pur essendo una nobile, è una donna pragmatica, una donna pratica, e allora lei decide di dare in affitto, di dare in locazione, di dare a pigione uno di questi cameroni. E qui entra in gioco il destino, perché una delle prime persone che viene a vedere l'appartamento è proprio Tiepolo. E entra in casa accompagnato dal suo collega, tra virgolette, Girolamo Mengozzi Colonna. Girolamo Mengozzi Colonna era il quadraturista, quello che preparava le cornici, diciamo, tra virgolette, dentro cui Tiepolo dipingeva poi i soggetti, le scene che gli venivano commissionate dal patriarca. Ecco, io vi leggerei, salterei proprio a pie pari l'episodio in cui lui arriva in casa, e leggerei proprio l'episodio in cui lui ha già deciso di entrare e portano le sue cose in casa. La settimana successiva un paio di facchini spinsero su per le scale un baule e voluminosi imballi che furono scaricati nella camera del pigionante. Durante il trasporto il pittore non degnò di attenzione il bagaglio, si avvicinò ai facchini, dando loro disposizioni solo quando si trovarono ad appoggiare i suoi strumenti di lavoro. Il cassone con i vestiti fu l'unico ad essere aperto da Tiepolo, che gettò i capi in un armadio, quasi si fosse trattato di stracci. Non aveva molti effetti personali: 2 giacche, qualche camicia, delle bracche.
2 paia di scarpe e nemmeno un cappello, fatta eccezione per quello strano copricapo che indossava quando lavorava e che Aurora aveva notato sul cantiere della cattedrale. Se voi andate al Palazzo Patriarcale e entrate nella galleria degli ospiti, guardate la scena principale, Tiepolo si è ritratto, ha fatto un autoritratto, e in quell'autoritratto lui indossa proprio un copricapo strano, sembra un cappello peruviano, un copricapo mongolo con il coso per le orecchie che sono risvoltate e tirate all'insù. Ecco, io gli ho fatto indossare questo copricapo mentre lavora. Il camerone risultò colmo di materiale e ravvivato da un disordine che generava un dinamismo sconosciuto tra quelle stanze. Scatoloni, pacchi, sagome rettangolari, quadrate, a volte in teli e strette da spaghi, ingombrarono il passaggio. Gli stanzoni, che fino al giorno prima erano sconfinate riserve di spazio e silenzio, stentavano a contenere una tempesta di energia che si era abbattuta in casa. Le donne dell'appartamento al 3° piano, ognuna per motivi suoi personali, si attendevano cambiamenti. Aurora, perché in casa finalmente si sarebbe lacerato il velo di solitudine e rassegnazione steso da troppo tempo sui cameroni. Sua nonna Foscarina, perché avrebbe potuto disporre di una rendita sicura per qualche mese. Una rendita che era una boccata d'aria dopo le uscite che avevano dovuto affrontare. Quanto a sua madre, che della novità aveva appreso solo dai rumori insoliti che provenivano dai corridoi, perché avrebbe goduto di un diversivo nella monotonia di giornate che trascorreva relegata a letto. E quindi Tiepolo entra in questa casa come una tempesta, come un tornado, perché sconvolge in maniera diversa e in maniera proporzionata alla personalità di queste 3 donne la loro vita. Ecco, nel frattempo però io farei anche un piccolo accenno alla sua attività, perché nel frattempo lui ha terminato gli affreschi in cattedrale e inizia gli affreschi nella sala, nella galleria degli ospiti in Palazzo Patriarcale. La galleria degli ospiti in realtà era fino a quell'anno un corridoio abbastanza stretto e anodino, non è un salone, non è una cappella sistina, non è una volta ariosa, ma è un corridoio dove pare che gli ospiti si fermassero, si sedessero, probabilmente c'erano delle poltrone in attesa di essere ricevuti in udienza dal patriarca. E il patriarca di Aquileia gli aveva assegnato un tema anche abbastanza impegnativo, perché sono episodi della Genesi, quindi Abramo, Isacco, Sara, eccetera, eccetera, e sono episodi ambientati nel deserto comunque della Palestina, del Medio Oriente. Quindi non è che fossero proprio dei temi molto vicini alla sensibilità di Tiepolo, perché come abbiamo detto fino alla nausea, Tiepolo era il pittore della luce, il pittore del colore, il pittore dei fasti, dei fastigi, difatti si dice che Tiepolo si sia ispirato molto al veronese. Se guardiamo le nozze di Cana del veronese, ci facciamo un pochino un'idea di quello che era il referente, il riferimento estetico di Tiepolo. E difatti nel romanzo i consiglieri del patriarca di Aquileia avvicinano Tiepolo e gli dicono: sì, devi dipingere la Genesi, devi dipingere il deserto, devi dipingere le fatiche di queste persone consumate dalla fatica, dal dolore, dal rapporto con Dio, e non devi indulgere in collane di perle, in gorgiere, in coppe, in piatti d'oro, in colonnati dorici, ionici, corinzi, eccetera, eccetera. E quindi Tiepolo dimostra un po' di disagio all'inizio da queste parole un po' rigide che lo inchiodano contro il muro di una commissione molto
molto stretta. Però inizia i suoi lavori e comincia a realizzare questi affreschi e dimostra di essere che anche se non rispondono non corrispondono alla sua sensibilità estetica e al suo temperamento, perché era un uomo molto, anche se era un calcolatore, uno che sapeva far bene i suoi conti, era comunque un uomo di grandi passioni. Non era un Caravaggio, certamente, il quale andava in giro a combinare di tutti i colori, però anche lui aveva un temperamento focoso, solo che aveva anche un lato borghese. Perché anche, per esempio, ecco, prima vi ho detto che non ci sono elementi biografici per ricostruire un carattere si può ricostruire anche dai contratti, e difatti io il carattere di Tiepolo lo ricostruivo. Lui era molto consapevole della sua bravura, era molto consapevole e si faceva pagare. Quando è morto Tiepolo aveva accumulato una fortuna, aveva comprato appartamenti, case, ville, poi ci ha pensato sua moglie un pochino anche a spendere questi soldi, perché lui aveva sposato la figlia di Guardi, il pittore Guardi, il vedutista, Cecilia Guardi, la figlia di Guardi, e lei giocava a carte, giocava a quei giochi che facevano nel Settecento, no? La bassetta, il faraone, e insomma ne ha persi anche di soldi. Lui ne ha guadagnati molti, però lei ne ha persi anche tanti. E questo, vabbè, una curiosità l'ho raccontato, ecco. Comunque Tiepolo adesso sta affrescando la galleria degli ospiti di Palazzo Patriarcale e poche persone sono ammesse a vedere cosa sta realizzando e come stanno venendo questi affreschi che non corrispondevano al suo temperamento. Pochissimi erano ammessi nel Palazzo Patriarcale a vedere che cosa stesse realmente accadendo al cantiere. Quei pochi avevano consegna di discrezione che dimenticavano o mantenevano malamente appena varcavano in uscita il portone della curia. Si sapeva che non si sarebbero incontrate scene mitologiche, niente Apollo e Diana, nessuna Venere o Giove, né trionfi, apoteosi o glorie. Al posto di quei fasti, i pochi privilegiati che potevano accedere ai saloni si sarebbero visti comparire davanti lande di pietra tagliente, deserti assolati e aspri, patriarchi biblici possenti come querce e le loro donne volitive, modellate dalla fatica di vite ancestrali. E, al di sopra di tutto, quel Dio che parlava tonitruando comandi dall'alto dei cieli. E allora, per quale motivo i visitatori, uscendo, invece di provare sentimenti di austera devozione, riferivano di aver avvertito una sensazione di leggerezza e di inattesa felicità? Delle scene del libro della Genesi che il patriarca Dolfin voleva, Tiepolo aveva immediatamente compreso la grandiosità e subito la suggestione, ma ne aveva riscontrato una profonda estraneità al suo universo interiore. Se fosse stato possibile che una personalità come la sua avesse mai avvertito anche un filo di soggezione, forse l'avrebbe provata. Certo, all'inizio era rimasto perplesso di fronte a quel susseguirsi, a quel precipitare di episodi biblici, la cui esplicazione esegetica e teologica gli aveva sottratto giorni e giorni e lo aveva estenuato. Ma pareva che con un tratto di mano avesse sciolto quei nodi. Tiepolo non conosceva incertezza, dubbi o angoscia. Una volta che aveva colto il cuore di quei racconti, ossia l'amore di Giacobbe per Rachele, la figlia di Labano, e la pertinacia che aveva dimostrato nel perseguire il suo obiettivo di averla in sposa, nonostante gli inganni di suo suocero, tutto il resto gli era venuto in automatico, come una cascata, come una tempesta, come una conflagrazione. Ecco, e anche da questo riusciamo a capire il carattere di Tiepolo. Lui dimostrava di riuscire a fare
tutto quello che gli veniva chiesto, non aveva timidezza, non aveva scrupoli, non aveva limiti. Gli unici limiti che lui aveva erano quelli che lui si dava. Non ha mai detto di no ad una commissione, per quanto difficile fosse, solo perché lui odiava viaggiare, soffriva di vertigini, quindi ha detto di no quando gli hanno chiesto di viaggiare. Voleva dire di no anche all'ultima grande commissione, quella a Madrid, che il re di Spagna gli ha fatto, però il Senato, non so se il Consiglio dei 10, gli hanno detto no, qui è affare di Stato, tu devi andare per il prestigio della Repubblica, e infatti Tiepolo ha dovuto prendere, viaggiare, affrontare carrozze, navi, eccetera, eccetera, e infatti là è morto, perché a Madrid è morto Tiepolo. Comunque, questo è Tiepolo che sta lavorando a Udine. Sono le 17:48, sono andato oltre? 18 e 40. 17:48? 18 e 48. Chiedo bene. E quindi lui sta lavorando, ma che cosa succede? Torna dalla luce del palazzo patriarcale, torniamo all'ombra di Tiepolo. Che cosa succede? Succede che un giorno lui torna a casa perché andava in giro nei sobborghi, usciva dalle mura e andava a raffigurare, a dipingere qualche paesaggio, sono rimasti anche delle chine, dei carboncini, andava a dipingere anche dei paesaggi agresti, no? Torna a casa e non trova nessuno, allora prende la chiave che era sotto dei coppi che erano lasciati davanti alla porta, entra dentro e trova la casa vuota, però ci sono i fornelli della cucina accesi, i fuochi che stanno ardendo e stanno scaldando un pentolone di rame dentro cui sta cuocendo della trippa alla trevigiana. E lui era goloso, gli ricordava un po' anche la mamma che cucinava le trippe quando abitava a Venezia, e quindi va lì, si avvicina e assaggia in quel momento sente come una carezza al polpaccio, una carezza che si ripete, e vede che c'è Ughetto. Ughetto è il gatto, uno dei gatti di casa. E quindi lui lo prende, lo solleva dal ventre, e però il gatto naturalmente si era avvicinato non per lui, perché gli volesse bene, ma perché aveva sentito l'odore delle trippe. E quindi il gatto, mentre lui sta con una zampata afferra una trippa, un pezzettino di trippa, e inserisce il pezzo in bocca. E il gattino non sapeva che la trippa era rovente, e quindi si contorce dalle braccia di Tiepolo, cade per terra e fugge imboccando un corridoio. Tiepolo prova una istintiva e innata simpatia verso il gatto e i gatti, e quindi lo segue. Il gatto imbocca il corridoio e in quel momento c'è una porta che semiaperta e imbocca quella porta, e Tiepolo lo segue, apre lentamente la porta, ed è in quel momento che scopre quello che fino ad ora, fino a quel momento, gli era stato nascosto. C'è la presa. Senza riflettere, spinse la porta ed entrò. La tirò dietro di sé per imprigionare il gatto. Fu allora che, velata dalla penombra, sentì una presenza incombere. Lo sconcerto gli fece pensare a una visione. Socchiuse gli occhi e affinò lo sguardo. Si stava confondendo. No, percepì un'essenza vitale. Tacque e udì un maestoso e tormentato respiro. Rimase impietrito, indeciso e attratto, fece un passo avanti. Distinse allora con nitidezza quello che gli altri sensi gli avevano già comunicato per certo. Era una presenza reale e tangibile. Giaceva su un letto, anzi, lo sovrastava e lo inglobava come fosse stato parte del suo corpo. I polpacci tumidi, come vesciche infiate, le braccia ipertrofiche che fuoriuscivano dai panneggi delle lenzuola maestose come nevi perenni, i cuscini dietro la testa gli parvero fusti di colonne doriche,
i capelli acconciati con trecce che convergevano in una crocchia dietro la nuca, un nastro verde che percorreva la testa, poco sopra la scriminatura dei capelli, era il diadema di una dea. Scosse la testa e volse lo sguardo ancora verso di lei. Qualcosa di nobile, arcano e terribile si sprigionava da una creatura ciclopica che languiva su un giaciglio avvolto in lenzuola rattoppate e consulte. Accanto al corpo, piatti incrostati di grasso, stracci sporchi, boccette buttate alla rinfusa parevano custodirne il riposo. Le mucose della gola, nell'inspirare e l'espirare, emettevano un russamento osceno. Era una donna, ma sembrava la statua colossale di un tempio in rovina che sprofondava a causa di bradisismo. In quelle montagne di grasso, in quelle pieghe carnose che degradavano come i poggi di un paesaggio collinare, in quel viso bellissimo che sembrava confitto in una gorgiera di carne, lui vide altro. Vide fuori da quella stanza, vide fuori dalle mura di quella tomba vivente e gli parve che la sua immaginazione proiettasse quella pinguedine su un cielo azzurro e rosa, che la intronizzasse in un coro celeste, circonfusa da raggi di luce e sostenuta da divinità olimpiche. Ughetto, il gatto, che si era ripreso dall'incidente, spiccò un salto e con agilità scalò la montagna di carne, ergendosi come una statua equestre sulla sommità di quel ventre palpitante. Scalata con orgoglio la sua amica, si stiracchiò e si accoccolò, avvoltolandosi tra le lenzuola. Prima di abbassare le palpebre, degnò il pittore di un ultimo sguardo, come a volerlo rimproverare, di rubare la sacra intimità della sua padrona. Ecco. E quindi, qui ho quasi finito, qui c'è l'incontro tra Tiepolo e Teresona Sturm. E questo è il nodo e lo snodo del romanzo, perché qui inizierà una frequentazione notturna, e qui abbiamo ancora l'ombra di Tiepolo, tra Tiepolo e Teresona. Lei, incredula che un pittore, lei pensa che sia pazzo, perché lui la vuole vedere, è come se la volesse digerire, la volesse fare sua, e lui avido di lei. Tutti e due sono avidi l'uno dell'altra, per motivi diversi probabilmente. Lei perché lui costituisce una finestra aperta sul mondo. Per quando lei vede Tiepolo, vede la vita, la giovinezza, il talento, l'arte che entrano nella sua camera, la passione, la pulsione, l'elettricità, l'energia, e lui invece vede una fonte di ispirazione deforme forse, ma Tiepolo è un visionario, è uno che vede oltre, e quindi lui non vede quel corpo, lui vede Teresona quando era giovane, vede la bellezza, perché lei ha conservato il viso e le mani bellissime, gli occhi verdi, il viso ancora, certo, confitto in una gorgiera di carne, però il volto è ancora bellissimo, e le mani, quelle mani che lavorano al tombolo, che sono ancora le uniche cose libere. E quindi nella sua visionarietà lui impazzisce. Ecco, siamo qua a 3/4 del libro, io non posso andare oltre, non posso spoilerare oltre, perché se no vi racconto tutto il romanzo. Però vi ho raccontato che cosa succede, vi ho raccontato il perché del titolo, l'ombra di Tiepolo. Voi adesso sapete perché si chiama l'ombra di Tiepolo, perché il titolo è questo, e quindi io chiuderei qua la presentazione. Se c'è qualcuno di voi che ha qualche domanda, io sono qua, altrimenti sono qua per se c'è qualcuno che vuole una dedica, ecco. Io volevo ringraziarvi tutti per essere venuti qui oggi, e volevo ringraziare anche Giovanni della libreria La Tarantola per tutto quello che ha fatto, la vetrina, e poi volevo ringraziare Raffaele Perrotta, l'associazione La Prora, perché è stato una persona estremamente gentile, estremamente premurosa,
è estremamente sensibile e quindi io spero ancora in futuro di lavorare con voi. Grazie. Volevo chiedere, Sì, la casa, sì. cioè andando verso Piazza del Patriarcato, Sì. superando la porta Manin, quindi in via Manin, la casa è dove c'è la filologica oggi? No, quello è il Palazzo Mantica. Sì. No, lei venendo dal Palazzo Patriarcale, prima della porta, sulla sinistra, la casa attaccata a una casa di 3 piani. Sì, ho capito. Lì è ambientato romano. Poi lei si riferisce a quel palazzo che era il palazzo della famiglia Mantica, altra insigne famiglia udinese, però quello deve attraversare la porta e andare Sì, ho a destra. capito. Lì c'è la filologica. No, siamo prima. Prima. Sì. Si può entrare anche da via Manin, l'ultima scala, c'è una Sì, salitina. c'è la scala. Sì, io ho immaginato lì. Ecco. Ecco. Ho immaginato lì. Sì, perché è una casa vicino al Palazzo Patriarcale, quindi è verosimile. Sì. Ma poi lei ha questa cosa di sottolineare i luoghi nel parruccaio, lei ci ha raccontato che aveva tutta la mappa di Parigi Sì, che seguiva. Sì, è stato un lavorone, una partita a scacchi proprio. Sì. Ecco. Ecco, no, volevo solo aggiungere che in questo palazzo, primi Novecento, abitava una mia trisnonna. Ecco, bene. Allora lei è la discendente di Aurora. Esatto, che in pratica, siccome ricordavo dai racconti di mia nonna che il nonno, il bisnonno arrivava con questi carretti dalla campagna, no? E lei aspettava il giovedì o il venerdì, insomma, che passasse, e quindi ho rivissuto un attimino quando lei ha letto, brulicando eccetera, perché poi insomma lei si è fatta vedere e i miei trisnonni si sono poi sposati. Ma che meraviglia, questo mi fa tanto piacere, veramente. Mi ha detto una cosa, mi ha raccontato una cosa che veramente mi dà gioia. Bene. Chiederti il prossimo, cosa farai? Il prossimo. Allora, il prossimo è una delle mie pazzie, perché io adesso sto frequentando molto spesso Napoli, sono innamorato di Napoli e adesso il 28 maggio andrò giù a Napoli e mi sono un pochino incapricciato su questa questione dei Borbone, sulla conquista del Regno di Napoli, e quindi sto da parte dei piemontesi eccetera, e quindi sto scrivendo un romanzo su un altro personaggio che è stato trattato molto male dalla storia, Francesco II di Borbone, l'ultimo re di Napoli, e per me non è una novità, perché avevo già scritto un romanzo su un personaggio vituperato che è Lodovico Manin, che era stato considerato la causa della caduta di Venezia. I veneziani stessi ancora, quando dicono Manin non è stato anzi Manin ha salvato Venezia, perché ha avviato delle trattative con Napoleone e non è stato tirato neanche un colpo di moschetto, neanche un colpo di cannone su Venezia. E bisogna dire che molti patrizi veneti, quasi tutti, sono scappati in Istria, nelle ville, sul terraglio, quindi Lodovico Manin è rimasto a Palazzo Ducale quasi da solo. Ecco, quindi io ho fatto già una operazione storica di recupero umano, storico e politico con Lodovico Manin, e intenderei fare un lavoro simile anche con Francesco II di Borbone, che è stato considerato un ignavo, un incapace, in realtà una persona molto degna, di cui è già stato avviato, e lui è stato già dichiarato servo di Dio, ed è stato avviato il processo di beatificazione. Lui è figlio di una santa, perché suo padre, Ferdinando II di Borbone, aveva sposato Maria Cristina di Savoia, quindi lui era imparentato con quelli poi che gli hanno rubato il regno in Savoia. E Maria Cristina di Savoia è già beata, della Chiesa Cattolica. Ecco. Quindi questo è quello che io vorrei fare come prossimo romanzo. Farà felici tutti i revisionisti del Regno delle Due Sicilie. I neoborboni, sì, infatti. I neoborbonici saranno contenti, sì, perché adesso c'è una rilettura della storia, sì, nel vecchio Regno delle Due Sicilie, e per cui i Savoia sono stati degli invasori. E sinceramente Borbonico non lo sono mai stato, ma io potrei scrivere tranquillamente un libro su Carlo d'Asburgo, l'ultimo imperatore d'Austria,
uno su Lodovico Manini l'ho già scritto, ma non c'entra niente il fatto che sia borbonico, è una cosa umana, perché io descrivo le persone, gli uomini e le donne. Il romanziere fa questo, che poi noi andiamo a inserire i personaggi in un contesto storico, in una cornice storica, è una contingenza, ma io parlo delle persone. Ma infatti lei, quando ha scritto di Maria Antonietta, ne ha dato uno spaccato umano uno spessore umano, specialmente gli ultimi giorni, che lei descrive gli ultimi giorni di Maria Antonietta. Ha detto tutto. Ci accenna un attimo a questo parruccaio. È bellissimo, l'abbiamo presentato per i lettori volontari ed era ma il parruccaio di Maria Antonietta lo dovete leggere, perché è un libro adesso... perché non era brava, ordinato, me l'hanno dato. Hai fatto benissimo perché è bellissimo. Sì, no, è forse il libro di cui io sono più innamorato. Tra l'altro questo è arrivato secondo al Palma Storia. Io sono orgogliosissimo perché avevo il più grande critico europeo in giudia, che era Claudio Magris, e Claudio Magris mi ha dato il secondo premio, quindi non è cosa da poco. E è un personaggio deforme, come tutti i miei personaggi, notturno, crepuscolare, bituminoso. Queste sono le definizioni che hanno dato i critici di questo personaggio. È un bambino strano che da piccolo va in giro per i boschi, per i prati e raccoglie coleotteri. Poi li uccide, li fa seccare e strappa le elitre dei coleotteri. Sapete cosa sono le elitre? Le elitre sono quei piccoli guscetti keratinosi che proteggono le anucce. Ecco, quindi il coleottero apre le elitre e vola. Lui strappa questi elementi keratinosi che sono metallizzati. Quindi esistono coleotteri azzurri, verdi, argentei, dorati. E che cosa fa? Con queste elitre fa dei mosaici. Quindi poi lui a un certo punto va a vivere a Parigi, sul Pont de Notre-Dame, e questa scena ricorda per esempio il Profumo di Susskind, in cui lui va a lavorare in questa botteghina sul ponte di Notre-Dame e comincia a realizzare delle parrucche con queste elitre. Fino a quando entra una nobildonna, la carrozza si ferma davanti al negozio e, conquistata dalla luminescenza di questo oggetto, lei prova questa parrucca e il gemito che esce dalla bocca di questa donna deriva dal fatto che la parrucca è leggerissima, pur essendo metallizzata, non pesa come un'armatura, ma è leggera come un insetto. Che cosa succede? Queste parrucche vengono indossate fino a quando Maria Antonietta viene a sapere di questa cosa e Maria Antonietta fa mandare un biglietto al parruccaio e lo convoca a Versailles. Io vi dico soltanto che quando lui si mette in viaggio in carrozza con 2 o 3 parrucche negli scatoloni, scoppia la rivoluzione francese. Quindi lui Maria Antonietta la incontrerà, ma prigioniera alla Tour du Temple, cioè alla torre del Tempio, che adesso non esiste più perché è stata demolita dalla rivoluzione. Basta, non vi dico. No, io voglio aggiungere una cosa, se lei permette, maestro, che praticamente c'è questo rapporto quasi psicanalitico tra Maria Antonietta e il parruccaio, che poi parruccaio, diciamo, il mestiere lascia il tempo che trova. Sì, brava. E poi la cosa bella è che anch'io quando l'ho letto ho preso la mappa di Parigi, perché è un viaggio, tante cose non ci sono. È un viaggio nel tempo, perché la Parigi del Settecento non è la Parigi di adesso, non è la Parigi degli Champs-Élysées, no, è una Parigi medioevale. La sinistra è rimasta quella di destra, sì, però c'erano i canali, c'erano i mulini a vento, il Moulin Rouge, il Moulin della Galea, sono soltanto dei reliqui toponomastici di quello che effettivamente c'erano i mulini per macinare il grano a Parigi. C'erano i canali, c'erano le torri, ed era una città con i castelli, non c'era solo la Bastiglia, c'era la Tour du Temple, i ponti erano con gli edifici sopra, come il Ponte Vecchio a Firenze, anzi molto più alti, erano edifici a 5-6 piani. Bene? Grazie. Grazie.